Oggi siamo in un posto che non immaginereste mai. Potremmo essere in una qualsiasi città europea, potrebbe essere Bruxelles, o potremmo essere in un distretto di Parigi, o potremmo essere, che ne so, a Valencia, eppure siamo in tutt'altro posto. Adesso capirete dove. Vi do qualche indizio. Dappertutto le scritte sono in 3 lingue: in arabo, in inglese, un'altra lingua incomprensibile. Tutti gli uomini hanno in testa sta strana papalina. E qui c'è anche il baffo della birra Moretti, però sempre questa scrittura, questi caratteri incomprensibili. Ebbene sì, signori, siamo davanti alle mura dell'antica Gerusalemme. Dall'alto di queste mura 3000 anni vi guardano. In realtà le mura sono più recenti perché sono del periodo ottomano, però siamo davanti alla città più antica del mondo, 3000 anni di storia. Ed eccoci entrati attraverso la porta di Giaffa nella città vecchia, nella vecchia Gerusalemme. Ma siamo nel quadrante cristiano. Dico nel lavoro Leviato. What's your name, sir? David. Stiamo seguendo David, la nostra guida, sempre uscito da Schindler List. Adesso stiamo camminando nella parte ebrea del quartiere, del quadrante ebreo di Gerusalemme. Qui vivono anche soprattutto ebrei americani, facoltosi, perché vivere qui è piuttosto dispendioso, soprattutto le case ovviamente. Ed eccoci al famoso muro occidentale, quello che resta del secondo tempio di Gerusalemme. Il primo fu distrutto dal re babilonese Nabucodonosor. Il secondo, di cui adesso resta appunto questo muro, fu raso al suolo nel 70 d.C. dai Romani. Guardate, in ogni fessura ci sono bigliettini su bigliettini. Sono tutte preghiere, auguri, richieste. Il muro del tempio. Cosa hanno in testa? Arrivano i boss. Ed eccoci, abbiamo preso contatto con il nostro agente qui a Gerusalemme. Non è un agente del Mossad, è un agente del KGB. yes. La nostra Tanyusha. Yeah. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. What's the name Welcome to Israel. in Hebrew of this place? It's Kotel. Kotel. Qui si trovano manghi, papaya. Mango. Sì, no, ma si trova mango, papaya, avocado.
Oggi è sabato, siamo nel Sabbat ebraico che va dal tramonto del venerdì al tramonto del sabato, e quindi al muro occidentale non si possono fare foto e video. Qui siamo sul rooftop, sul tetto del cosiddetto ospizio austriaco. Sembra un angolo di Vienna qui in mezzo al casino del quartiere islamico. Il luogo più sacro per i musulmani, cioè il Tempio della Roccia, il Dome of Rock, il Dome of Rock. Il luogo più sacro per i musulmani è anche il più difficile da raggiungere, perché non è aperto sempre, ma solo in determinate fasce orarie, in determinati giorni. Ci si entra ovviamente attraverso controlli, code, metal detector, rotture di palle. D'altronde questa è una costante in tutto Israele. Qua devi passare un metal detector anche per andare al supermercato. Ecco qua le soldatesse alle grandi manovre, giusto per demolire subito il mito della bellezza delle soldatesse israeliane. Oh, non se ne salva una, Ed eccoci sulla sommità della Torre di Davide, il punto più panoramico qui nella città vecchia di Gerusalemme. Da qui letteralmente si domina la città santa. Da sinistra vediamo la cupola della chiesa del Santo Sepolcro, il campanile della chiesa del Redentore, laggiù la cupola dorata della Moschea della Roccia, il luogo più sacro per i musulmani. Oltre abbiamo le inconfondibili cupole a cipolla della chiesa russo-ortodossa, sotto la quale c'è il giardino dei Getsemani. Oltre la montagna lassù è il Monte degli Ulivi, e di qua si espande la nuova Gerusalemme, mentre sotto di noi ribolle quella vecchia. Giro d'orizzonte a 360 gradi. Tac. E anche questa è fatta.